Inter-Napoli 1-1, un pareggio che ridà speranza agli azzurri per la zona Champions o non cambia nulla? Beh, a livello di morale pareggiare a San Siro è sempre importante, anche visto che con Napoli di Spalletti abbiamo perso e anche con Gattuso, però il problema resta sempre una prestazione sciapita, con poca intensità e poche trame offensive. Quindi credi alla qualificazione Champions oppure no? È dura, passa molto dai scontri diretti con Atalanta e Roma che avremo in casa nel prossimo mese, però finché la matematica non ci esclude dobbiamo sempre crederci. Cosa pensi invece dell'accaduto tra Acerbi e Juan Jesus? Dici la tua. È vero che la foga agonistica fa perdere lucidità ai giocatori, ma certe cose non vanno bene e se la cosa è vera deve essere assolutamente punito Acerbi. Però Juan Jesus è stato un signore a lasciare tutto in campo e a chiarire subito. Cambia quasi nulla. Se avessimo vinto precedentemente con i 3 punti forse qualche cosa c'era, ma attualmente non penso che sia molto facile andare in Europa. Cosa ne pensa dell'accaduto Juan Jesus Acerbi? E non deve essere neanche più convocato per la nazionale, questo penso. E sono cose gravissime che danno un esempio pessimo per tutto il mondo sportivo italiano. Io penso che valga proprio poco perché siamo troppo indietro rispetto ad altri e poi si è visto che siamo quasi incapaci di vincere, quindi penso che non ce la facciamo. Sul caso invece Acerbi Juan Jesus cosa ne pensa? Io penso che gli organi addetti dovrebbero intervenire e sanzionare in modo molto serio e molto pesante la persona il giocatore insomma, che ha proferito parole di ingiuria verso il nostro calciatore. So che non succederà niente, quindi va bene, come dire, siamo assegnati a subire un po' di tutto, quindi va bene così. Serve a poco secondo me. Perché? Perché sono troppi punti di